Buongiorno ragazzi, dunque nuovo video. Oggi siamo sempre con Lele Tomaello per la seconda tappa. Lele, cosa dici allora? Siamo belli carichi, siamo come carichi. solito. Partenza qui da Meslo, dal castello, che è veramente incredibile, fantastico. E poi ovviamente arriveremo ovviamente fino alle valli di Comacchio. Attenzione che ci saranno due tracce, una da 100 km e una da 138. Ecco, dunque ci mettiamo in sella e partiamo, giusto Lele? Andate, vai, buon divertimento, ciao ragazzi! Ragazzi, siamo partiti, fantastico. Allora, la giornata è ancora un po' pigra, c'è ancora qualche nuvoletta, però siamo ottimisti che si aprirà sicuramente. Siamo qui nelle campagne ferraresi, perché ovviamente questa è una tappa emiliana e non veneta, però andremo a visitare le valli di Comacchio, che saranno sono una perla di questa zona, insomma. Bene, dai che vogliamo. Siamo al 15° chilometro circa e siamo diretti verso Pomposa. La traccia prevede un ristoro e vista la giornata è meglio rifornirsi di tanta acqua. Sarà collocato a Comacchio al 50° circa. Siamo al 20° chilometro e siamo arrivati a Pomposa. Adesso siamo veramente pronti e spediti per arrivare a Comacchio, il primo ristoro. Al 35° chilometro siamo arrivati a Lago Santo. Lago Santo praticamente un drittone di sterrato, asfalto di circa 5-6 km. Adesso siamo quasi arrivati a Comacchio. Ci alimentiamo un attimo e ci idratiamo per poi ripartire e cominciare a fare le fantastiche valli. Allora, questa è Stefania, al ristoro a Comacchio. Allora, siccome tra un po' avremo le valli, mi stava spiegando un po' i fenicotteri come sono, insomma, ecco, dai, spiega. Allora, i fenicotteri sono rosa, ecco. I piccoli sono le femmine, i grandi sono i maschietti, Ah. perciò attenzione a non confonderli. Ecco, giusto, perfetto. Ottimo, dai. Un ringraziamento Buon comunque giro e buon a chi ha fatto il divertimento. ristoro. Bene. Grazie. Ottimo, ciao. Allora, siamo quasi al 50° chilometro dopo aver visitato il centro storico di Comacchio. Adesso ci troviamo praticamente sulle valli. Ecco, queste qui praticamente sono le classiche, diciamo, case dei casoni, anzi dei pescatori della valle, e diciamo che la parte produttiva di questa valle ovviamente sono l'allevamento delle anguille, e non solo, ma anche le saline. Poi ricordo che questa è la parte, diciamo, più umida d'Europa, altro dettaglio geografico,
e anche morfologico come sono creati queste valli. Praticamente si è seccato un ramo del Po e poi con l'innalzamento del mare si sono formate queste valli. Abbiamo quasi concluso il lato della Valle Fossa di Porto, che è qui alla mia sinistra, e adesso avremo, penso, un bel drittone in asfalto e poi cominceremo a costeggiare a nostra sinistra la Valle di Magnavacca, dove ci sarà la Via degli Angeli, la via più famosa delle valli di Comacchio. Circa il 70° chilometro, abbiamo finito il drittone di 8,5 km di asfalto, però ho preso il treno MT Vino Ade ed è stato abbastanza anche comodo, e anche di compagnia, anzi soprattutto di compagnia. Poi adesso abbiamo ripreso un bel serratino, anche questo veloce, bello compatto, e adesso si prosegue verso la Valle di Magnavacca. Siamo arrivati sulla famosa Via degli Angeli. Guardate che spettacolo! Parte delle valli di Comacchio, sia in primavera che in estate, vengono qui a nidificare, a cibarsi e comunque a condurre un piccolo scorcio della loro vita i famosi fenicotteri rosa. Comunque siamo passati dalla parte dolce alla parte salata, cioè siamo dunque sulla riviera Adriatica, abbiamo fatto già il Lido di Spina con la sua pineta e adesso siamo al Lido degli Estensi. Come ogni anno chi trovo? Marco e Davide. Ciao! Se vi ricordate, sulla ritornata di Chioggia abbiamo fatto un po' la parte finale assieme. Comunque sono sempre veramente di compagnia, molto simpatici. Comunque abbiamo sfondato il limite dei 100 km, siamo a 104, siamo al Lido delle Nazioni. Cosa dire? Qui è fantastico, c'è già un clima diciamo estivo e vacanziero, ci sono profumi inebrianti di fritto, di qualsiasi cosa, dunque viene una fame incredibile e niente, adesso ci accingiamo a finire il lido, i vari lidi insomma di Comacchio e poi si ritorna a Mesola. Questa chiamasi Galleria Naturale. Mancano dunque 16 km alla conclusione di questo anello
e comunque lasciamo la parte diciamo adriatica dei lidi e ci spostiamo nell'entroterra fino a raggiungere Mesola. E qui si chiude l'anello e voilà! Gaia, che è stata così fortunata che, anzi, diciamo è stata prima sfortunata perché ha forato, ma poi è arrivata qui e insomma ha vinto anche il primo premio. È il primo? Non so, penso. Vabbè, insomma, un premio, ha vinto un casco, fantastico. Dunque prima la sfiga e poi la fortuna. Esatto. E anche questa volta abbiamo chiuso l'anello, che allora chi ha fatto i 100, chi ha fatto i 138, 140 quasi, insomma. Anche 150 perché No, ha poco. no, 150 no, 140 km. Sono stati veramente tutti bravi, sono soddisfatti comunque di quello che ne è uscito. E adesso cosa facciamo? Ci vediamo a Bibbione il giorno, Lele? 9 giugno, domenica 9 giugno, vi aspetto tutti, dovete esserci tutti. Benissimo, tutti al 9 giugno, perfetto, a Bibbione per fare l'ultima tappa della litoranea di quest'anno. Spettacolare, vi aspetto. Benissimo, bene. Promesso. Un salutone da tutti e alla prossima. Ciao!